Allora, Maria Rita Gentilin collegata con noi, segretaria dello SPCGIL di Belluno. Abbiamo visto un messaggio appunto che proprio riguardava la questione delle donne. La questione delle donne è un po' delicata, ne accennava anche il segretario prima, perché anche il discorso di opzione donne, insomma ci sono diversi elementi, oltre al fatto che si trovano un po' svantaggiate per i versamenti fatti nella propria vita contributiva e lavorativa, la propria vita lavorativa, o magari hanno lavorato anche, hanno dovuto interrompere l'attività lavorativa prima per accudire ai figli o alla famiglia. Insomma ci sono situazioni ben difficili, ne parlavamo prima anche che eravamo fuori onda col segretario, tanti aspetti da tenere in conto, vero? Sì, sono molti gli aspetti da tenere in conto, come dice lei, e infatti anche noi abbiamo così denominato proprio questo modo di arrivare verso le pensioni, come cambiare le pensioni adesso, e questo è perché vogliamo cambiare le pensioni, perché dobbiamo cambiarle, perché devono essere garantite delle condizioni più favorevoli per l'accesso alla pensione proprio alle categorie più deboli, e fra queste ad iniziare sì da tutti quelli che rientrano nell'ape sociale, disoccupati, invalidi, coloro che assistono a un familiare con delle disabilità e chi ha svolto lavori gravosi o usuranti. Infatti chiedo alla regia se nel frattempo mettono in onda l'altra slide, che così è supporto, cambiare le pensioni adesso, quello che sta lei dicendo a supporto, così lo vediamo schematizzato, prego. Ecco, sì, in questo contesto appunto è da tenere anche in considerazione coloro che svolgono attività lavorative con esposizione a materiale nocivo, e questo è per tutti i generi, e a coloro che sono affetti di malattie che determinano anche un'attesa di vita più bassa. Per questo dobbiamo cambiare le pensioni. E poi c'è il lavoro di cura e il lavoro delle donne. Che è un altro aspetto importante. Segretaria, guarda, scusi. Gli interventi normativi che hanno, perché abbiamo bisogno di cambiare. Sì, segretaria, la interrompo solo un secondo, perché mi rendo conto che è difficile anche comunicare a distanza, perché abbiamo una telefonata in attesa. Un secondo solo, che così la sente anche lei. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Sì, buongiorno, prego. Da dove chiama? Io mi chiamo Paolo, dalla provincia di Venezia. Sì, prego. Io a febbraio dell'anno prossimo vado in pensione con 42 anni e 10 mesi, la legge Fornero. Sì. Però adesso mi trovo in difficoltà perché con 41 anni che c'è la proposta del governo e 62 anni oppure 62 anni di età, non sembrerebbe giusto arrivare a questi punti qua proprio adesso. Perché io vado in pensione con 42 anni e 10 mesi. Questa legge permette alle persone di andare in pensione o a 62 anni oppure con 41 anni di servizio. Però non so adesso sia giusto sì o no. Io sono un po' incerto su queste cose qua, perché sono tante cose da dire a livello pensionistico, che purtroppo l'Italia è fatta così, signora. Però non trovo giusto che adesso vengano fuori queste leggi 62 anni oppure 41 anni di servizio, talmente che... Sì, chiaro, abbiamo perso la comunicazione. Comunque, per quel che riguarda il nostro telespettatore, non sono leggi che intervengono adesso, ma sono leggi che sono state fatte ancora 3 anni fa, che vanno a scadere adesso, no segretario? Mi conforta. Quindi il problema è certo che si trova in una situazione di imbarazzo, però sono leggi precedenti, non... Sì, è chiaro che per noi, come dire, nessuno nega che oggi all'interno del sistema previdenziale ci siano delle disparità. E quindi il nostro intervento serve proprio come dire, a tentare di togliere queste disparità, o quantomeno ridurle, perché toglierle, guardi, mi rendo conto, sarei... No, certo che si trova in una situazione a cavallo, dice, esatto. Atteso tanto e quindi noi stiamo cercando di portarle al meglio possibile, però mi pare di capire che la condizione del lavoratore non viene messa in discussione da come ho compreso. Quindi lui andrà in pensione e basta, insomma. Sì, la persona va in pensione, semmai il problema è come andare incontro a quelli che avranno maggiore difficoltà un domani. Chiaro. Questo nuovo progetto pensionistico mi sembra molto corretto, ma sarà una lotta dura. Grazie. Maria Rita Gentilin, le avevo tolto la parola, gliela ridò. Dobbiamo sempre interagire su più fronti, per cui chi è collegato si trova un po' in difficoltà, ma non volevo assolutamente rubare la parola, perché lei sta dicendo cose molto importanti, perché
perché c'è anche il discorso della cura che non viene riconosciuta. Non viene riconosciuta, e poi volevo anche dire insomma, che gli interventi normativi di questi ultimi anni hanno equiparato i requisiti per la pensione di vecchiaia fra uomini e donne, quando invece rimangono ancora molto profonde tutte quelle che sono le differenze fra i due generi, che sono il mercato del lavoro, poi nei percorsi professionali e nella distribuzione, come dicevamo, del lavoro di cura che è sempre a carico in genere delle donne all'interno dell'ambito familiare. Ecco, queste misure, ci sono state anche delle misure che hanno previsto un anticipo della pensione, che è proprio l'APE sociale e anche quota 100, ma anche queste misure non sono state così, le donne non hanno potuto beneficiare di questo. Perché? Perché ci richiedono sempre un alto contenuto di contribuzione. Sono dei motivi anche questi, proprio perché vogliamo cambiare proprio tutto l'assetto della pensione, che devono essere così che siano verificate tutte quelle che sono le difficoltà che incontrano le donne prima di raggiungere la pensione. È necessario appunto prevedere queste soglie contributive d'accesso alle pensioni che siano compatibili alle condizioni delle donne e della società. Elevati tassi di disoccupazione, per esempio, sono osservabili proprio tra le lavoratrici anziane, ed è molto più difficile per una donna anziana trovare del lavoro, un'occupazione rispetto, diciamo, agli uomini. Anche questi sono dei parametri che dovrebbero essere tenuti in considerazione. È vero, adesso abbiamo l'opzione donna che è stata prorogata, però è anche questo che se si continua è un'opzione, un anticipo di pensione, ma che è penalizzante, ed è penalizzante proprio dal punto di vista economico. Ecco, bene sottolinearlo questo, perché forse molte persone non se ne rendono ben conto. Io posso anche dire qual è quali sono i requisiti dell'opzione donna. L'opzione donna così permetteva alle lavoratrici del settore privato con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione di poter accedere alla pensione. Questo però, mentre per le donne che hanno un lavoro autonomo l'età deve raggiungere 59 anni e non 58. L'opzione donna però appunto dà una penalizzazione dal punto di vista economico, e pertanto per chi ha insomma una famiglia deve anche tener conto insomma di tutto l'impianto. Ecco. Quindi queste sono nella situazione delle donne che vanno in pensionate insomma nel bellunese. Qual è? Ci sono pensioni basse? Qual è la situazione? Qual è la principale problematica? Sì, per quanto riguarda quello che è la situazione del bellunese, noi abbiamo le pensioni, la media degli assegni pensionistici, che è fra le più basse del Veneto, appena dopo Rovigo. Abbiamo parecchie assegni pensionistici bassi. Noi vediamo che nella nostra provincia le donne sono 103.400, il 51% della popolazione, e le donne over 65 sono 30.283. Le donne hanno anche un altro problema poi per quanto riguarda la vita da pensionate. Hanno una speranza di vita in buona salute molto inferiore a quella degli uomini, e hanno anche una prospettiva di vita in solitudine, tant'è vero che noi vediamo che le vedove oltre i 65 anni nella nostra provincia sono 13.300 e i vedovi sono 2.500. Certo. Quindi una lunga aspettativa di vita. Sì. Bisogna che ci sia un'aspettativa di vita in buona salute che è molto inferiore di quella degli uomini. Ecco, quelle che poi possiamo dire è che nel bellunese ci sono 51.497 assegni pensionistici che non raggiungono i 1.000 euro lordi. Quindi pensioni anche molto basse. Questo è un altro aspetto importante.
che rappresentano il 60% dei pensionati. Ecco, quindi... E molte donne non hanno la pensione. E poi voglio dire che le pensionate sono 42.278 e i pensionati sono 33.524. Ma perché dico questi numeri? Li dico perché, tanto per capire perché dobbiamo cambiare. Segretario, io la interrompo solo un secondo, le do la parola. Un secondo solo. Io la devo interrompere perché c'è la pubblicità. Così chiude il discorso subito dopo la pubblicità, restate con noi e arriviamo. Perfetto.